Grande soddisfazione vedere una legge attesa da 36 anni approvata oggi in Consiglio regionale, un altro tassello di una riforma legislativa e ordinamentale della Regione del Veneto che questa maggioranza sta mese dopo mese compiendo. Adesso ci aspetta un altro strumento importante, è quello del PRAC, del Piano regionale per l'attività di cava. Con questi due strumenti daremo un'effettiva risposta alle tutele ambientali che il Veneto ci chiede, ma anche allo sviluppo socio-economico di un settore estrattivo importante nella nostra regione. Un punto di partenza per costruire nuovi rapporti rispetto al territorio, alle categorie economiche e ai bisogni della nostra società di materiale per le costruzioni su principi che sono quelli dell'autosufficienza e del minimo sfruttamento del suolo. Occasione persa per le opposizioni di condividere con noi, fosse anche solo con un voto di astensione, dei principi sacrosanti. Due principi fondamentali: no a nuove cave e l'assoluta tutela ambientale, la tutela del suolo, solo possibilità di ampliamenti, perché veramente diamo oggi una risposta a chi da tempo tendeva, anche al mondo dell'economia, che aveva delle esigenze, e aver dato delle disponibilità alla provincia di Verona e alla provincia di Vicenza, un segnale di riconoscimento dell'importanza anche di questo settore. Approvare una legge di riforma del settore cave è fondamentale non solo per le imprese, ma soprattutto per il territorio, per l'ambiente, per la tutela della risorsa acqua, per la riduzione del consumo del suolo. Quindi un percorso che vede finalmente un Consiglio regionale che approva una legge a favore dei veneti. Che ci fosse bisogno di una nuova legge, lo dice il paesaggio del Veneto, dove le ferite lasciate dalle attività di cava sono innumerevoli, e lo dice anche il Tribunale amministrativo, di fronte al quale la Regione è stata chiamata a rispondere per la sua inerzia. Un'inerzia che dura da oltre 30 anni, e questa è una omissione politicamente imperdonabile. Quindi noi abbiamo contribuito a che una legge ci sia, faremo la nostra parte anche per il piano, ma torniamo a sottolineare che le garanzie ambientali devono essere maggiori e soprattutto ci deve essere un impegno della Regione a far sì che quei materiali che oggi vengono dalle demolizioni possano effettivamente essere recuperati, cioè si vada verso un riutilizzo dei materiali molto maggiore di quanto non ci sia oggi. Ci sono molti contenuti interessanti per la limitazione del consumo del suolo, per la tutela della risorsa ambientale, per non sprecare queste risorse che sono risorse esauribili. Poi per quanto riguarda l'articolato ancora non ci siamo. Sparisce il vincolo del 3% di territorio come limite massimo scavabile per ogni comune, sparisce il potere di veto delle province, e il potere viene tutto assunto dalla Regione. I comuni oggi non potranno dire nulla sull'ubicazione delle nuove cave. Dopodiché c'è la questione delle sanzioni. Ecco, qui è stata introdotta una modifica rispetto all'attuale legge che per le quantità scavate da 0 metri cubi a 25.000 metri cubi c'è una riduzione di sanzione. Non va bene. Infine, ci sono poche norme a tutela della falda acquifera. Il percorso che ci ha portato ad approvare questa legge è stato un percorso intenso che ci ha visto partecipi opposizione e maggioranza in commissione. Ognuno ha dato il suo apporto e io mi ero astenuto dopo il lavoro di commissione perché dal testo iniziale si è riusciti a incamerare anche proposte che sono pervenute dalle opposizioni. Questo per me è stato un segnale positivo. Il lavoro d'aula però non è riuscito a perfezionare, così come noi del Movimento 5 Stelle volevamo una maggior tutela dell'ambiente, volevamo delle sanzioni più forti per garantire che nessuno possa continuare ancora a fare il furbo su questo settore importante,